all'Università degli Studi di Padova, storica dell'architettura, della città e del territorio, quindi che ha lavorato e ha collaborato illo tempore in un libro molto bello che è anche in esposizione insieme alla Carta del Padovano, perché è uno dei primi testi in cui si analizza l'attività di valle, che proviene anch'esso dalla venuta di Rizzi Zannoni. Grazie. Poi per andare avanti sulle solite... ringrazio anch'io il professor Valerio per questo invito, perché appunto, come appena accennato, mi ha dato l'occasione per riprendere in mano un personaggio che all'epoca del Valle avevamo preso molto di tangenza di fatto messo nella mostra stessa, perché il Valle si era formato in parte per qualche anno presso di lui e perché era la Carta del Padovano e l'altra documentazione di fine Settecento relativo a Padova e a parte del suo territorio. Prima di prendere un po' in esame il periodo padovano, il secondo periodo padovano, l'ultimo periodo padovano di Rizzi Zannoni, è opportuno fare una premessa, cioè e che riguarda questa premessa strettamente il campo di ricerca di cui mi sono sempre occupata, cioè storia dell'architettura della città e del territorio. Perché ovviamente noi storici, con questo taglio, consideriamo i materiali cartografici sia che siano manoscritti, che sono di fatto quelli che a noi sono più utili, sia che siano a stampa, con ottiche completamente diverse da quelle che ovviamente sono utilizzate dai geografi, dagli storici della scienza e così via. Cioè per noi sono documenti possibili della storia di cantiere o della storia dell'evoluzione di un paesaggio. Per chi si occupa di architettura e paesaggio venete, la cartografia è particolarmente importante perché per quanto riguarda l'architettura, a differenza di quello che succede nelle altre regioni italiane, non ci sono moltissimi disegni né di progetto né di rilievo per i diversi edifici. Quindi la cartografia, opportunamente valutata dal punto di vista informativo, è uno dei numerosi tasselli da inserire in quelli che sono gli strumenti dello storico dell'architettura e dello storico della città e del territorio. Ma passiamo appunto agli anni del soggiorno padovano di Rizzi Zannoni, che come abbiamo preso prima vanno dalla fine di ottobre del 76 al mese di giugno del 81. Ora, sia i rapporti epistolari immediatamente precedenti al suo arrivo a Padova, sia proprio gli anni di Padova, fanno capire nettamente che Rizzi Zannoni ha una grossissima consapevolezza professionale e una consapevolezza professionale che fa sì che lui si aspetti che a Padova o a Venezia, la Repubblica, gli conferiscano immediatamente un ruolo da protagonista. Ora i rapporti con Padova e soprattutto i rapporti con Giuseppe Toaldo sembra debbano essere interpretati come un passaggio che lui avverte come obbligato per acquistare appunto un ruolo di peso in due settori, quello delle registrazioni cartografiche della Repubblica, sia fatto dalle magistrature, sia promosso dalle case editrici. Questo perché lui si ritiene professionalmente molto forte rispetto alla realtà veneta sulla base di quanto ha imparato in giro per l'Europa. In realtà, se noi poniamo la sua figura nel quadro della realtà settecentesca della Repubblica Veneta, ci si rende conto che è un po' meno autorevole di quanto lui pensava di essere. Venezia è sempre stata molto attenta all'Europa, quindi seppur in mezzo a contraddizioni, gruppi che interpretano sia di politici che di diplomatici, della nobiltà, gli stessi professori di Padova che interpretano in maniera diversa il passaggio verso la modernità, cioè maggiormente o minormente avanzati,
È proprio la situazione della Repubblica Veneta di fine Settecento che farà sì che gli venga rifiutato quel ruolo di primo piano a cui lui aspira moltissimo. D'altra parte, io ho la netta impressione che, nonostante questo suo girare per il mondo, non fosse rimasto particolarmente informato di quello che continuava a succedere nell'ambito della Repubblica. Conferma, l'abbiamo avuta prima, che parte effettivamente per l'estero a 20 anni, per cause che cominciano finalmente a essere chiarite. Per l'età, che ovviamente è molto più alta dei corrispondenti 20 anni di adesso, è molto difficile che abbia intuito i mutamenti che erano già in atto nell'ambito della Repubblica, fin dagli inizi del Settecento. Infatti è proprio con l'inizio Settecento che partono, che costituiscono la promessa della situazione, delle diverse situazioni in cui si troverà a dover interagire Rizzi Zanoni quando rientrerà a Padova. All'inizio del secolo, cioè nel 1708, era stato redatto il primo catasto geometrico particellare completo del territorio redigino, con la supervisione del magistrato alle acque. Il magistrato alle acque era la magistratura veneziana più attenta alla formazione e all'assunzione dei periti pubblici rispetto alle altre magistrature centrali, era appunto molto più attento. Poi a questo primo catasto di Rovigo ce ne sarà un altro nel 23 e uno nel 1775. Altro fattore che porterà ai cambiamenti di fine Settecento è il fatto che nel 29 Poleni inizia il corso di architettura militare, un corso di architettura militare che con pause sarà tenuto fino al 1556. C'è poi un altro fattore, e cioè l'origine in nuce del Collegio Militare di Verona. Infatti nel 1735 il von Schulenburg sottolineava la necessità di una componente geografico-cartografica nella formazione degli ingegneri militari della Repubblica, che in tempo di pace avrebbero dovuto redigere cartografie delle province venete con le indicazioni dei confini e quindi stendere delle vere e proprie carte militari, di cui la Repubblica Veneta, quello che si conosce, sembra esserne stata in gran parte sprovvista. Con questo suggerimento, diciamo, von Schulenburg avvia effettivamente il processo che porterà all'apertura del Collegio Militare di Verona nel 1759, che sarà aperto dopo un'attenta valutazione delle scuole di Parigi, di Vienna e anche di Torino, perché quella di Torino, per la formazione di quelli che saranno gli ufficiali del genio, anche Torino aveva avuto la regia di von Schulenburg prima che questi passasse sotto Venezia. È probabilmente in quest'ambito che, cioè dell'idea che è necessario che la Repubblica Veneta si doti di ingegneri in grado di fare cartografie militari, è probabilmente in quest'ambito che l'ambasciatore a Parigi Giovanni Domenico Tiepolo, che conosce Rizzi Zanoni entro il 1764, la data è legata al fatto che Tiepolo nel 64 muore, l'ambasciatore a Parigi intende portarlo a Venezia. Perché evidentemente coglie l'importanza del sistema di registrazione cartografica che Zanoni aveva preso. Bisogna poi comunque ricordare che già nel 1759 Rizzi Zanoni aveva pubblicato a Norimberga, con gli Oman, la prima di 2 carte militari dedicate alla guerra dei 7 anni e l'aveva offerta per una probabile captatio benevolenze al doge Francesco Loredanna, definendosi fra il resto collaboratore di Venezia, cosa di cui ora come ora non si ha nessun tipo di conferma in proposito. Sembra essere quel millantato credito che troviamo molto spesso nelle sue epistolari, nelle stesse testazioni delle carte, eccetera, eccetera. La carta è relativa agli eventi bellici nel periodo compreso fra il 56, 57 e la fine del 58. Ritrae paesi e fortezze disegnate nella forma e nella posizione reali e molto probabilmente redatta sulla base di materiali preesistenti. Non è ovviamente una vera e propria carta militare, dal momento che queste restavano manoscritte ed erano materiale riservato. È piuttosto la pubblicizzazione dei luoghi della guerra, secondo una prassi che si svilupperà particolarmente in età napoleonica. Però poteva costituire un esempio di prova per la redazione di quella cartografia militare di cui von Schulenburg lamentava la mancanza nella Repubblica, e da questo appunto potrebbe originarsi la dedica al doge. Sembra che Rizzi Zanoni si sia trasferito a Parigi a partire forse dagli ultimi mesi del 57, se si crede al fatto che fu fatto prigioniero,
o comunque intorno al 1760. Sta di fatto comunque che mantiene i contatti con Norimberga e con l'officina calcografica degli Oman almeno fino al 62, come testimoniano alcune carte pubblicate dagli Oman. Le informazioni contrastanti che caratterizzano i dati desumibili della Breget del 74 e i contenuti di alcune lettere, che sono dei veri e propri curricula indiretti in vista di impieghi a Padova o a Venezia. Queste contraddizioni fanno, nonostante appunto ci siano queste contraddizioni, è possibile presumere che Rizzi Zanoni abbia compiuto il salto di qualità come cartografo in Francia, a contatto con gli ambienti che avevano promosso l'École des Ponts et Chaussées, che formava gli ingegneri del genio civile, e dell'École de Mézières, che era quella che preparava gli ingegneri militari, fondata entrambi negli anni 40. Inizia infatti con il periodo francese a compiere rilevamenti autonomi e non soltanto ridisegni di cartografie esistenti, raccolti in una collezione che incrementa continuamente e che insieme agli appunti dovuti a osservazioni dirette formerà un archivio sempre più importante che lo porterà a rispondere a qualsiasi richiesta. Probabilmente per perseguire un collezionismo il cui scopo è la creazione di un archivio professionale, avvia in Francia la traduzione della geografia del Riccioli, che pur precedente di circa un secolo, era stato edito a Bologna nel 61, era stata concepita per la formazione di quadri tecnici. Offriva materiale di idrografia e di geografia utile all'attività di Rizzi Zannoni. La tavola delle posizioni, per esempio, comprende circa 2700 località e fornisce gli strumenti base per rettifiche rilevanti nelle carte geografiche, soprattutto per quanto riguarda le longitudini. Nella riforma della cartografia, Riccioli sembra dunque avere, seppur in nuce, una posizione non diversa da quella che più tardi è stata attribuita a Guglielmo de Lille, che in effetti pubblicherà una carta d'Italia basata anche sulle osservazioni del Riccioli. Nel periodo tedesco, sono ormai assodati grazie agli studi di Vladimiro Valerio, Rizzi Zanoni doveva quindi aver acquisito una buona esperienza nell'editoria geografica, lavorando con gli Oman a Norimberga e con i Seuter ad Augsburg, e nella redazione di carte costruite su lavori già esistenti. L'impiego come professore a Norimberga sembra dubbio, cioè sembra una delle, cioè ho l'impressione che sono delle tante bufale che ogni tanto Rizzi Zanoni cerca di rifilare ai suoi interlocutori. Lui lo dichiara infatti soltanto nel titolo italiano che è posto nell'atto superiore di questa carta, edita nel 62, sempre nella bottega degli Oman. Però si guarda bene dal metterlo nel titolo latino, cioè nella lingua più facilmente comprensibile in tutta Europa, posto dentro il cartiglio principale, quello al di sotto, no, non so usare questo qua, mi sono abituata al Mac. Comunque il cartiglio principale è quello posto al di sotto dei putti che sorreggono le stemme, in ogni caso questa carta è esposta di là. Lo ripete anche nel frontespizio dell'edizione francese, che è più o meno dello stesso periodo, di un Atlante che pubblica le 2 carte dedicate alla guerra dei 7 anni. Infatti, oltre a quella che abbiamo già visto dedicata al Doge, ne farà appunto una seconda pubblicata che verrà pubblicata nel 62. Ora, il fatto che lui si presenti come professore di geografia, appunto come dicevo prima, sembra rientrare nel fatto che lui cerca sempre di presentarsi al meglio, puntando sul fatto che è un po' difficile controllare sempre le notizie che fornisce, cioè che gli interlocutori possono effettivamente controllarle. Nei curricula infila informazioni diverse a seconda del destinatario. Per quanto riguarda per esempio la sua formazione, dichiara studi con Poleni in un'imprecisata Accademia delle Scienze, quando entra in contatto, quando redige il proprio curriculum in Francia nel 74. Però dichiara studi matematici da autodidatta, fatti prima di lasciare in Italia, e potenziati in Germania, in una lettera non datata e senza destinataria che è rivolta a un veneto che prelude al suo trasferimento a Padova. Per la sola Francia poi informa di un suo impiego come ingegnere cartografo militare per Enrico di Prussia nel corso della guerra dei 7 anni. Però questa è la carta precedente che abbiamo visto, sono le sole, perlomeno quelle che conosco io, che sono riconducibili a quelle attività.
però non appartengono alla categoria della cartografia militare, che appunto era regolarmente secretata, appartiene alla categoria della pubblicizzazione dei luoghi di un conflitto. Una categoria di stampe abbastanza frequenti nel Settecento e che avrà un notevole sviluppo in età napoleonica, ovviamente. A Parigi, dopo un periodo in cui lavora esclusivamente a cartografie derivate da materiali esistenti e pubblica con editori francesi, sembra realizzare operazioni di rilevamento autonomo impiegando appunto i metodi che lo hanno reso famoso. È questa la grossa carta che tenta per il ritorno nella Repubblica Veneta, molto probabilmente a fronte delle difficoltà incontrate negli anni 70 nell'ambiente scientifico parigino. Altri suoi punti di forza sono le potenzialità assicurate dal suo archivio personale, molto esteso, che avrebbe garantito eventuali ridisegni di carte europee, e queste potenzialità di un impiego del suo archivio sono ovviamente offerte a committenti sia pubblici che privati. Un altro punto di forza è la garanzia dell'impiego per nuovi rilevamenti degli strumenti di precisione che possedeva e che era disposto a cedere in parte a Toaldo. Spiegherò appunto che Toaldo, su cui sono state centrate le relazioni precedenti. Mi limiterò soltanto a ricordare che apparteneva a quella corrente scientifica impegnata nella pratica sperimentale, che nella seconda metà del Settecento, fra le contraddizioni del governo veneziano, partecipava a quei dibattiti che avevano portato a qualche riforma in Ateneo, soprattutto nell'ottica di porre le conoscenze scientifiche a servizio dell'economia e della società veneta. È probabile che, forte di una fame europea che si affretta ad illustrare in una lettera del 1776, Rizzi Zannoni si aspettasse di poter svolgere un ruolo analogo a quello che era stato di Vincenzo Coronelli, nominato nel 1685 cosmografo pubblico della Repubblica, e di poter intervenire con autorità sia nel campo dell'editoria geografica, dove appunto Coronelli aveva prodotto molto, sia in quello delle magistrature. Venezia disponeva però di una conoscenza geografica dei propri domini da terra e da mar molto dettagliata. Erano ovviamente cartografie secretate, ma che però erano state avviate ancora prima dell'espansione in terraferma, cioè prima del XV secolo. Inoltre, l'editoria veneziana della seconda metà del Settecento aveva ripreso la produzione di grandi atlanti, in stasi dopo la morte di Coronelli. Mentre, e questo spiega le ragioni della sua pressoché immediata scelta su Napoli, è diversa la situazione nel Regno di Napoli, che non disponeva di conoscenze geografiche tali da permettere interventi ragionati sul territorio anche per avviarne la modernizzazione. A Napoli, infatti, otterrà l'ambito titolo di geografo del re, la responsabilità amministrativa e scientifica dell'Officina Geografica e Topografica e compensi adeguati. Tutte cose a cui appunto probabilmente puntava anche nella Repubblica, ma dove gli erano stati posti dei paletti ben precisi. Ma non c'è soltanto questo. Nella Repubblica era cambiato anche il quadro per la formazione professionale dei periti agrimensori, che in precedenza diventavano tali dopo 2 anni di praticantato con un perito pubblico. La riforma dell'Ateneo di Padova del 1771 aveva prodotto, tra il resto, una scuola indipendente dall'università, ma agganciata all'Ateneo, affidata a Domenico Cerato, amico di Toaldo e per quale appunto progetta la Specola, come abbiamo visto, e questa scuola fin dall'inizio era formulata in opposizione all'insegnamento dell'architettura praticato nelle accademie e con un esplicito richiamo alle scuole francesi e inglesi. La scuola era destinata alla preparazione di maestranze intermedie di cantiere, edili a qualche anno anche alla preparazione di chi praticava le cosiddette arti diverse, cioè pittori, periti agrimensori e fabbri, con un netto predominio dei periti agrimensori. Inoltre, il Collegio Militare di Verona, istituito nel 1759, si era discostato come impostazione dalle idee di von Schulenburg e si era orientato alla formazione di tecnici militari in grado di elaborare progetti e stilare preventivi per la costruzione di ponti e di opere pubbliche.
e di raggiungere una preparazione pratica nel campo della costruzione. Però era sempre rimasta molto importante, ritenuto sempre molto importante, l'insegnamento agli studenti in modo da renderli in grado di compiere operazioni di rilievo cartografico sia per correggere errori presenti nelle carte esistenti, sia per la stesura di nuove carte. La scuola aveva in dotazione più volumi di geografia e numerosi strumenti per il rilevamento, fatti venire anche dall'Inghilterra e continuamente incrementati. Per di più, Anton Maria Lorgna, governatore della scuola e sovrintendente del corpo regolato degli ingegneri militari, aveva proposto in cartografia una nuova forma di proiezione topografica. Non è dunque casuale che il Senato Veneto nel 71 assegna agli allievi del collegio, sotto la direzione di Lorgna, la stesura della Carta dell'Albania. Infine, nel 75 è appunto redatto il terzo catasto geometrico particellare del territorio rodigino. È probabile che sia stato Toaldo a porre in contatto Rizzi Zannoni sia con le magistrature veneziane sia con l'editore Zatta, a cui in questo periodo sta affidando, abbiamo sentito prima, la stampa dei 2 planisferi affiancati dai più importanti osservatori europei e dalla Specola. A Zatta, Rizzi Zannoni si affretta subito a dimostrare la propria autorità nel valutare le carte geografiche di Corredo agli Atlanti e l'opportunità di aggiornare le carte esistenti almeno sui lavori più recenti. I rapporti con Zatta si rivelano subito problematici, e non soltanto per il rifiuto dell'editore a procedere ad appositi rilievi e per ragioni economiche. E altrettanto problematici sono anche i rapporti con le magistrature, nonostante il forte sostegno di Toaldo su entrambi i fronti. Rizzi Zannoni ottiene comunque subito 2 incarichi. Uno privato di Alvise Morosini per un rilievo dell'Istria e del Friuli, a cui lavora per tutto il 77. L'altro semipubblico, cioè quello per la carta del territorio padovano. Semipubblico perché sovvenzionato soltanto in parte dalle autorità veneziane, in successione 3 capitani e vicepodestà, e necessita quindi per la realizzazione dei 12 fogli previsti di sottoscrizioni chieste a Padova fin dal momento della stesura del progetto e con l'uscita della seconda tavola anche a Venezia. La delusione di Rizzi Zannoni è evidente quando presenta il proprio lavoro all'Accademia Padovana nel dicembre dell'80, sottolineando la scientificità del suo operato che è in linea con quanto si stava facendo all'Accademia delle Scienze di Parigi. Cesarotti, che è segretario perpetuo dell'Accademia, riassume la relazione di Rizzi Zannoni nel volume che raccoglie le relazioni di più anni e la riprende anche, affermando che sarebbe ormai tempo che l'esempio di questo celebre geografo e i felici principi di questo suo interessante lavoro inducessero gli agrimensori a preferire il quadrante astronomico ai loro grossolani strumenti e ad attenersi alla squisitezza del metodo trigonometrico piuttosto che continuare in una pratica feconda solo di alterazioni e di sbagli. L'anno dopo, probabilmente per non chiudersi un possibile ritorno, essendo quello dell'Accademia l'ambiente dove aveva trovato maggior sostegno, e per ribadire ancora una volta la sua professionalità, informa sulle osservazioni astronomiche fatte a Napoli dalla garita settentrionale di Castel Sant'Elmo e di aver partecipato come ingegnere cartografo a una campagna militare in Basilicata. Poi scompare, perlomeno per quanto riguarda l'Accademia. Sarà Toaldo a dare informazioni sul succedersi della sua attività napoletana. E passiamo appunto alla Carta del Padovano. Come è noto sono state realizzate soltanto 4 tavole che consegnano il settore nord-orientale degli Euganei. Le misure non omogenee nell'altezza e nella larghezza dei fogli, ci sono scarti al massimo di 1 centimetro, però questa difformità di misura non è normale in fogli stampati di cui si prevede il collage e il collegamento. Le misure non omogenee e la registrazione soprattutto di molti toponimi nel margine inferiore fanno presumere che non ne fosse stato previsto il montaggio una volta conclusa l'opera, ma piuttosto la raccolta in un atlante.
Del resto, la destinazione prevista era il mercato dei proprietari di case e terreni, infatti prima l'abbiamo vista che in Archivio di Stato da Padova è conservato dentro l'archivio privato di una famiglia, e anche ovviamente, oltre che i proprietari di vari, anche curiosi. La riproduzione grafica del territorio, curata nei dettagli e provvista di numerosi toponimi, ne fa uno strumento di opportuna consultazione per gli storici dell'architettura. Soltanto i catasti per quell'area daranno informazioni di valore analogo per la storia dell'architettura e per la storia del territorio, pur tenendo conto dei limiti delle rappresentazioni catastali. Diversa invece è la valutazione del particolare relativo alla città, che per le dimensioni ridotte rispetto al campo complessivo delle immagini non fornisce lo stesso numero di informazioni desumibili dalla pianta di Padova di Giovanni Valle, redatta all'incirca negli stessi anni, costruito con un sistema analogo a quello impiegato da Rizzi Zannoni e pensata come strumento di conoscenza, quindi come conoscenza per gli amministratori di Padova e quindi per l'azione sulla città, ma pensata anche come elemento di arredo. Del resto Giovanni Valle lavora per 4 anni con Rizzi Zannoni che lo stipendia, e quindi almeno per 2 anni contemporaneamente, quindi per 2 anni li passa lavorando sia ai rilievi per la pianta di Padova sia per Rizzi Zannoni. La pianta di Padova gli è stata infatti commissionata nel 79. Chi è Girolamo Zulian? È un nobile veneziano strettamente legato agli ambienti padovani progressisti, però è molto scettico sull'operazione condotta da Rizzi Zannoni. Si augura che venga portata a termine, si augura che il prodotto finale sia un qualcosa di fatta e non copiata, come scrive Zuliani in una lettera, e sospetta che il progetto sia soltanto pura millanteria. Lo stesso Nani, uno dei capitani ricordati nell'intitolazione delle carte, a cui oltretutto Toaldo nel 77 aveva scritto più volte per raccomandare Rizzi Zannoni, stesso Nani dunque apprezza limitatamente gli studi sperimentali e ammette di aver finanziato, sia pur con poca spesa, la carta del Padovano soltanto per mantenere buoni rapporti con i professori dello studio. L'immagine di Padova nel foglio però della carta del Padovano si presta ad essere ripresa come corredo di guida, molto di più del ritratto di Giovanni Valle, troppo complesso e ricco di informazione per essere ridotto di scala mantenendone il potenziale informativo. Oltretutto la pianta di Valle era il frutto di un mecenatismo privato, quello di Zulian, che intendeva farla circolare soltanto come dono. Quindi era anche piuttosto difficile procurarsela, salvo mettersi in contatto con lo Zulian, che comunque la donava molto volentieri. La carta del territorio padovano invece era stata messa in vendita, anzi era stata proprio formulata con la previsione di metterla in vendita. Avrà quindi una discreta fortuna. È ovvio in 2 guide locali. L'archetipo, cioè il particolare di Padova, è conosciuto ed è immediatamente disponibile. Meno scontato invece è il ridisegno per il voyage del Delalande, che a Parigi per più di un decennio aveva con costante determinazione attaccato il geografo padovano. Lalande però è in contatto con Toaldo, non solo, ma attribuisce una grandissima importanza alle piante di città da inserire nella sua guida e cerca quindi per la guida soltanto immagini recenti e affidabili. La scelta quindi di una derivazione dalla pianta di Rizzi Zannoni è scontata, è obbligata. Concludendo, si può, è proprio sulla base di questa analisi veloce sulla carta padovana e delle sue derivazioni, quello che appunto noi storici dell'architettura guardiamo nel momento in cui valutiamo la cartografia a stampa è capire effettivamente la validità di un archetipo, non soltanto come informazioni che trasmette, ma anche cercare di capire l'ambiente l'ambiente culturale da cui proviene. Poi cercarne anche di capirne la fortuna, perché se un testo ha riprese vicine, come in questo caso,
le riprese si possono usare tranquillamente, in quanto non ci sono scarti temporali che facciano presumere che in quei pochi anni di stacco sia stato costruito chissà che cosa. E poi l'altra cosa appunto è la valutazione delle qualità delle informazioni trasmesse, per cui appunto per tipo una pianta annessa ad una guida come il Voyage di Lalande o alle 2 guide di Padova che abbiamo visto prima, e quindi qualcosa che dà un'informazione di massima, la pianta del Rizzi Zanoni dà delle buone informazioni. Se però noi dobbiamo fare un'operazione di storia dell'architettura, è evidente che la pianta di valle dà informazioni di peso estremamente diverso, anche per quanto riguarda l'uso degli spazi verdi, l'andamento delle acque e così via. Grazie. Altre informazioni, altra carne a cuocere su questo personaggio veramente strano. A proposito del millantato credito, di cui è uscita fuori anche in questa relazione qualcosa, una dei primi volumi messi in mostra, cioè il primo volume, che è la prima citazione a stampa di Rizzi Zannoni, riguarda proprio una questione di plagio tra Rizzi Zannoni e un'astronoma francese, Lapotte. E il secondo contemporaneo, c'è un anno di differenza, e riguarda invece Rigobert Bon e Rizzi Zannoni. E Rigobert Bon, tra le cose che dice, è che Rizzi Zannoni si appropria del titolo di accademico di Gottinga, e lui ha fatto indagini presso l'Accademia di Gottinga e gli hanno risposto che non sapevano nemmeno chi fosse. Poi nel 65 diventa obiettivamente accademico, ma 3 anni dopo. Quindi questo continuo appunto mostrare un pedigree che non aveva, mostrarsi più di quello che fosse, insomma è una cosa che continua a venire fuori nella biografia di questo personaggio, che però a chiusura di giornata ci tengo a ribadire, perché è venuto fuori, l'abbiamo veramente scarnificato questo poveraccio, insomma dai problemi familiari dei genitori che si separano a tutto il resto, rimane uno scienziato straordinario. Lui lavora moltissimo sulla cartografia derivata, è vero, infatti le osservazioni che furono fatte anche a Padova e le critiche, guardate che non faccia la copia di altro, sono vere, plausibili, perché tutti i primi anni di attività sono tutti di cartografia derivata e lui continuerà a fare cartografia derivata ancora fino alla fine della sua vita. Nell'11 pubblica una carta del Mediterraneo con la P, siamo 3 anni prima della morte, proprio perché utilizza questo materiale cartografico straordinario raccolto in giro per il mondo. Però a Napoli succede qualcosa di diverso, insomma, quei 30 anni napoletani veramente lo affinano, lo migliorano, forse anche l'ambiente napoletano lo stimola. Galiani è fondamentale nella vita di Rizzi Zannoni, perché Galiani era il direttore amministrativo, ma in parte anche il direttore scientifico, cioè gli stava proprio addosso e faceva in modo che tutto quello che facesse fosse controllato, fosse rivisto, fosse coadiuvato dalle migliori qualità scientifiche e artistiche napoletane. Quindi effettivamente questo personaggio, che nasce con estrema ambiguità, del quale ancora non sappiamo la formazione, alla fine dà qualcosa, dà il meglio di sé e obiettivamente lascia prodotti cartografici di grandissimo rilievo e di grandissima importanza anche dal punto di vista proprio scientifico. Abbiamo saputo che la Pedri è arrivata, eccola sta lì, Mary Pedri, good evening, thank you. Bene, ce l'hai fatta, benissimo. E direi che rimandiamo a domani la tua relazione, siamo tutti anche abbastanza stanchi, forse potremo spendere, se volete, qualche minuto in qualche questione o visitare la mostra. Perfetto. Sì, date un microfono. L'interesse mio su questi argomenti mi portava anche a cercare di capire meglio, in qualche modo, quando si sente parlare di cartografia militare o altra cartografia descrittiva o cartografia di teatri bellici, eccetera, sono tutte robe diverse una dall'altra, evidentemente. Sì, no, ma dico...
di capire, per esempio, le carte militari che ho visto io quando facevo il militare, e che più o meno non erano quelle almeno di 60 anni fa, si adoperavano a scale abbastanza ampie, cioè o abbastanza minute secondo me, cioè più particolareggiate, diciamo. Altre invece lo erano meno. La costruzione di questi tipi di cartografia aveva dietro una base che può essere quella catastale, sempre, non sempre, perché a vedere dalle cartografie che sono qui esposte, da altre cose che mi ricordavo del passato, e sovente l'operazione sembra che non sia condotta soltanto attraverso delle operazioni di carattere grafico, pantografi e robe del genere, ma che si sia anche arrivati a rifare o controllare delle costruzioni. Io volevo capire un po'. Cosa? No, per calare questa domanda nello specifico di Rizzi Zannoni, la cartografia che lui costruisce sulla guerra dei 7 anni, che è tantissima, lui parte addirittura così, è tutta una cartografia di carattere commerciale, cioè una cartografia di cronaca, perché la gente era assetata di sapere che sta succedendo, ma questo già dal 500, insomma. L'assedio di Malta del 1567 sì, ha una diffusione europea incredibile, gli stampatori veneziani e romani fanno a gara a chi mettono le truppe che si spostano giorno per giorno, quindi vuol dire un interesse di carattere proprio mercantile e di storia, della storia, che sta succedendo. E Rizzi Zannoni fa questa cartografia che è tutta assolutamente derivata, perlomeno tutta quella che fa dal 59 in poi, sia in quella grande carta, non so se ci farete caso, molte delle carte che si sono viste oggi fortunatamente sono anche in mostra, quindi potete anche vedere gli originali, compresa quella grandissima carta della Germania in 4 fogli dedicata al doge veneziano. E sono tutte cartografie assolutamente commerciali, fatte su cartografia derivata. L'unico problema è quello di capire lo spostamento delle truppe, le città assediate, le vittorie, le sconfitte, insomma. Quindi è una questione che non ha riferimento, secondo me, scientifico né catastale né di altro tipo. È una cartografia assolutamente mercantile. D'altronde quelli che pubblicano sono gli Oman, che pensano a fare soldi e basta, insomma, la cosa non gli interessa più di tanto. A Napoli invece succede qualcosa di diverso, perché lì viene ingaggiato per la cartografia militare sia per la difesa del regno che poi sotto i francesi per la costruzione di uno Stato, e quindi lì c'è il rilevamento delle strade, l'indicazione della qualità delle strade, le distanze miliari, ma siamo 40 anni dopo, insomma, qui ancora in questa fase assolutamente di formazione. Una piccola specifica carta che è stata anche, domani ce la mostrerà Mary Pederi, quella dell'Oldenburg, è una carta un po' particolare perché esce fuori da questo schema ed è contemporanea di questa cartografia della guerra dei 7 anni, perché risulta rilevata da Rizzi Zannoni a una scala topografica, c'è una base geodetica indicata sulla carta, c'è una determinazione di declinazione magnetica, quindi lì ci troviamo in un campo che ci lascia un attimo sconcertati, perché siamo 21 anni e siamo in una cartografia di qualità nettamente superiore a quella che farà poi 3 anni dopo. È uno di questi interrogativi a cui risponderemo a fine anno. Lo che diceva anche la Mazzi, perciò è importante capire chi le ordina e chi le fa e perché si fanno. Altrimenti non c'è. La filologia, che è una scienza, va applicata anche a queste cose, se no non si esce fuori. Assolutamente. Ci sono altre questioni, altre domande, altre sollecitazioni? Il matrimonio, la separazione legale? Che lo faremo? Va bene. Allora, io vi do appuntamento a domani alle 9. Cerchiamo di essere puntuali perché c'è una relazione in più e dobbiamo finire per l'1, insomma, ok? Grazie di essere intervenuti.